Ha commosso tutti e per primo il sindaco di Rocca Pietore che l'ha diffusa la letterina di un bambino di Mira di 9 anni che ha donato i suoi piccoli risparmi alla montagna per rivedere un giorno i boschi che ama tanto da sognare di far parte del corpo forestale da grande. Una goccia, pochi euro, che però hanno fatto un gran fragore perché probabilmente questo bimbo ha destinato tutta la sua paghetta. Fra le donazioni che stanno arrivando a Rocca Pietore in aiuto, donazioni economiche, che poi sono quelle che io ho chiesto e che sono le più utili per pensare a una ricostruzione, ai 1000 lavori che andremo a fare, che dovremo andare a fare per forza. C'è questa di oggi che è la più bella di tutte. Io sono rimasto, ci ha commosso un po' tutti e abbiamo tenuto la lettera proprio come un oracolo perché è un bambino dolcissimo che probabilmente ha dato, non dico tutto quello che ha, ma buona parte di quello che aveva nel salvadanaio. Su tutte le Dolomiti si lavora incessantemente e se fanno scalpore anche le immagini postate da Luca Zaia e da tanti altri navigatori della rete che mostrano le foto di alcune aree colpite come erano 10 giorni fa e come sono oggi, è anche vero che l'emergenza è solo alla prima fase e questo immane lavoro di messa in sicurezza non toglie nulla alla fragilità delle montagne del nord-est che hanno necessità di un consistente intervento per consolidare la sicurezza nei grandi come nei piccoli comuni. Le ultime immagini che documentano come procede il lavoro arrivano dalla Valle di San Lucano, nelle stesse montagne dove qualche settimana prima si era scatenato un furioso incendio. Una delle aree dove l'uragano ha provocato più danni e dove l'emergenza non è ancora superata. Ettari di bosco sono distrutti e la valle è una distesa piatta di alberi atterrati dal vento. Qui procedono i lavori di consolidamento degli argini del torrente Tegnas. La vallata è completamente stravolta da questo evento meteorologico che nella prima fase ha isolato il paese a causa delle frane cadute tutto intorno. E di fronte all'enormità di una situazione senza precedenti si sta facendo di tutto per ripristinare uno stato di sicurezza che inevitabilmente passa dal consolidamento del torrente. Meraviglia di questa valle che deve tornare a incantare tutti.